Sono già dal vivo, prova a guardare. Allora io devo andare a casa. Perché Carlo gli ha detto prova a parlare
Sì, fai attento come c'è qualcuno che rompe le balle, che ti paga. Ah sì sì, siccome tu non hai audio, perché c'è lo speaker. Buonasera e benvenuti alla finale del Coppa Italia a scontrarsi le formazioni di Milano 80 e Resiano Vipers. Partiamo con le formazioni del Milano 80 con numero 55 Mariani Riccardo, con numero 40 Stefano Stefano, con numero 33 Mariani Davide, numero 5 Piazzolo Pietro, con numero 99 Roberto Alessandro, con numero 8 Anastasia Alessandro, con numero 11 Luca Tommaso, con numero 12 Giovanna Nicola, con numero 14 Cantù Giorgio, con numero 15 Luca Antonina, con numero 19 Elvis Mario, con numero 21 Arrivato Nicolò, con numero 37 Martinez Diego, con numero 83 Geno Pischieri, con numero 88 Riccardo Mezzo Martino, allenatori di Martignana, Mattia Mai. Per gli Asiago Vipers con numero 33 Marini Nicolò, con numero 29 Paul Thomas, con numero 91 Cortese Luca, con numero 47 Ferraresi Mattia, con numero 88 Rossetto Alessandro, con numero 45 Pesavento Luca, con numero 13 Marini Andrea, con numero 4 Campulla Lorenzo, con numero 98 Panozzo Alessandro, con numero 20 Rigoni Tommaso, numero 71 Baul Gianluca, numero 10 capitano Bernard Mattia, con numero 7 Rossetto Gabriele, con numero 62 Grigiante Francesco, con numero 23 Bernard Nicola, 28 Pesavento Paolo, allenatore Rigoni Luca, arbitri dell'incontro signor Ferrini Claudio e Archioni Mirko. Un attimo facciamo anche l'inno italiano, grazie. Schieratevi. Arbitri, facciamo anche l'inno. Ritarderemo un po', scusate.
Dai ragazzi, niente, dai! Dai Nico!
occasione per Milano per riportarsi in vantaggio. 2 minuti per sgambetto. E quindi 4 contro 3 in favore del Milano. Per l'Asiago dentro Campulla, Bau e Vellar a difendere il pareggio. Per il Milano Brianzoni, Anastasi, Bulgheroni e Mariani a cercare un nuovo vantaggio. Tutto questo tempo ho chiamato Parini Bau. Scusate, in realtà per l'Asiago è dentro Nicola Parini. Durante la semifinale aveva invece giocato Bau, se non erro. Scioguratura del campo che quindi concede un mini time out a entrambe le formazioni. Martin Fiala a colloquio con l'arbitro per un chiarimento sul regolamento. Ingaggio in attacco per Milano, vinto da Asiago. Bau prova a tenere il disco, non riesce, quindi Milano può impostare il power play. Posizione a diamante con Brianzoni in punta, Mariani sulla destra e Anastasi sulla sinistra. Tentativo di Mariani che trova il palo esterno. Solotta in balaustra per mantenere il possesso, ci riesce Milano, disco di nuovo a Brianzoni. Brianzoni ad Anastasi, Anastasi cerca passaggio troppo lento qua, recupera bene Asiago, occasione di 2 contro 1, non filtra il passaggio, contropiede Milano, gestisce Mariani un po' troppo lento qua a liberarsi del disco. Arriva Bulgheroni a sistemare tutto, quindi di nuovo Brianzoni con 1 minuto e 10 di power play ancora da giocare. Tiro dal centro, Parini vede tutto e quindi nulla è di fatto. Intanto Rigoni decide di cambiare Vellar con Rossetto Alessandro. Proprio lui all'ingaggio, riesce a vincerlo in favore di Bau. Attenzione contropiede Asiago. Tiro fuori alto sopra la traversa di Rossetto, ancora Bau in possesso. Prova a perdere tempo, dribbla l'avversario, il secondo riesce a fermarlo. Milano con ancora 50 secondi di power play. Ancora tanto tempo ma va sfruttato. Mariani prova un tiro a sorpresa, trova i parastinchi di Bau. Campulla, sì, bravissimo a liberarsi dell'avversario, contropiede di nuovo Asiago, tiro troppo centrale, Mariani è presente e para. Bravo Campulla a recuperare il disco e a far partire il contropiede. Decide di tirare invece che cercare il passaggio, lo fa, forse ha preso male il disco, è una bella occasione. Quindi ingaggio alla destra di Mariani, vinto da Asiago nuovamente. Campulla prova ad attaccare, perde più tempo possibile, Rossetto l'occasione, paratissima di Mariani. Stavolta Rossetto per l'Asiago è riuscito a trovare un bel tiro, Mariani si è fatto trovare pronto ancora una volta. Quindi nuovamente ingaggio alla sua destra. Nuovo Rossetto Mariani. Stavolta vince Mariani l'ingaggio. Ultimi 15 secondi di power play. Milano forse con un po' troppa calma. Vuole un ultimo tiro pulito. Passaggio e deviazione sotto porta che danno il 3-2 in favore di Milano. Direi Novara gol e assist Brianzoni. Bel gol anche questo. 12-5, quindi confermiamo Novara gol e Brianzoni assist. Quindi 3-2 Milano a 11:34 dal termine del primo tempo. E adesso cambio portiere per l'Asiago, adesso entra effettivamente Bau, così non
smetto di sbagliare a chiamarlo magari. Dentro le seconde linee per questo ingaggio al centro. Ferraresi, Bulgheroni. Vince l'ingaggio Bulgheroni. Brianzoni è rimasto dentro con la seconda linea. Un misto stavolta sulla fiala. Cantù sulla destra, gli si alza il disco, prova il tiro, pericoloso ma alto sopra la traversa. Novara tira dentro, cerca un dribbling, lo trova, passaggio dietro a Brianzoni che gestisce. Ferraresi in pressing, si ferma davanti porta, su uscita di zona, lascia per Bulgheroni accelera, ben fermato da Ferraresi, è costretto a tornare indietro. Caparbio però trova il passaggio, bravo, ancora la difesa di Asiago. Bravo pesamento forse però frettoloso, adesso fallo Brianzoni per cross-check, se ho ben interpretato il segnale dell'arbitro. Di Pietro Brianzoni, 2 minuti per cross-check. E adesso occasione Asiago, primo power play per loro. In campo prima linea completo, Campulla, Vellar, Rossetto, Cortese. Per Milano a difendere la porta di Mariani, Anastasi, Bulgheroni e Mariani. Viaggio vinto da Milano, subito in pressing la formazione asiaghese. Recupera bene Vellar. Passaggio indietro per Campulla in cabina di regia. Si scambia adesso con Vellar. Cerca Rossetto dall'altra parte, passaggio Vellar al volo di là per Rossetto a Vellar, Campulla gestisce cerca di non far vedere il passaggio, capisce bene Mariani su Vellar, Rossetto l'occasione, bella parata di Mariani, sempre Rossetto col disco, al volo dall'altra parte Vellar per Campulla, passaggio sbagliato ma disco ancora sulla stecca dell'Asiago. Campulla su Vellar cerca il tiro di poco a lato. Anastasi in possesso del disco, prova a perdere tempo. Salta il primo il disco in angolo però recuperato da Vellar. E quindi ancora un minuto di power play a favore dell'Asiago. Campulla lascia Vellar Rossetto, potrebbe cercare il tiro, forse gli sta andando tanto spazio. Rossetto gestisce Vellar, Campulla, bella combinazione, sbaglia di pochissimo, non è riuscito a impattare benissimo il disco, attenzione un'altra occasione, Rossetto alto, bella combinazione, quella il trio Campulla, Vellar, Rossetto che però non trova la rete grazie al solito Mariani, adesso lotta in angolo, bravo Cortese, un dribbling, passaggio dall'altra parte, bravo Mariani a recuperare. Vellar subito, non perde un secondo. Cortese gira dietro la porta di Milano. Passaggio a Campulla. Campulla gestisce. Guarda per il tiro, lo fa adesso. Alto di nuovo. Attenzione, Mariani non ha visto che è andato a rimbalzo. Disco ancora sulla stecca dell'Asiago. Appena finisce il penalty. Rientra Brianzoni. Subito a difendere. Cortese potrebbe frenare. Lo fa adesso. Disco però lasciato lì, attenzione, buona occasione per Milano. Bravo Baù a farsi trovare pronto su questo disco verso la Cortese. Quindi dopo 2 minuti di power play Asiago, risultato che rimane sul 3-2 momentaneo per Milano. Prenderà un ingaggio alla destra di Baù. Ferraresi vince l'ingaggio, attenzione Baù prova l'accelerazione, si lascia fregare il disco, pesamento recupera, subito velocissimo dall'altra parte, può cercare forse il passaggio al centro, decide di fermarsi, bravo Arrigotti a recuperare, aiutato da Brianzoni, attenzione bravo pesamento, Caparbio recupera il disco dietro la porta di Milano, cercare forse un passaggio dietro, i suoi compagni non stanno parlando. Quindi disco di nuovo in possesso Milano.
Ferraresi, no, scusate, Rigoni accenna una pressione. Ferraresi quasi recupera il disco. Rigoni bravo a liberarsi della pressione. Sbaglia il dribbling, recupera Rigoni. Rigoni da solo contro due, però il primo dribbling. Disco che carambola vicino a Mariani e quindi ingaggio alla sua sinistra. Primo momento tabellone che dice 3-2 Milano a 7:40 alla fine. 8 tiri verso la porta di Mariani e 4 verso quella del duo Parini-Baù. Campulla si libera della marcatura, lascia per Rossetto. Rossetto a Vellar. Vellar, passaggio sbagliato. Campulla riesce a mantenere però il possesso. Può cercare al centro Rossetto, lo fa adesso. Passaggio sporcato. Cortese ancora col disco. Contrastato ma riesce a mantenere il possesso. Campulla potrebbe dare a Vellar velocissimo al centro. Cerca il passaggio, il tiro e la rete. Rossetto Alessandro di nuovo. Un'altra grande azione della prima linea dell'Asiago. Rossetto Alessandro su assist di Mattia Vellar. Se non sbaglio, stessi due nomi dell'ultimo gol per Asiago. E quindi il risultato di nuovo in parità. Squadre in parità che stanno alternando anche il pallino del gioco. Asiago con tendenzialmente un po' più di possesso, ma dalla capolista ce lo aspettavamo. Dunque Milano che finora sta mantenendo alto il ritmo, è riuscita a contrastare efficacemente l'Asiago. Adesso Vellar gestisce l'uscita di zona. Rossetto di nuovo Vellar contro due, si libera bravissimo. Situazione 3 contro 2 adesso, passaggio sbagliato per Campulla. Lotta in balaustra per mantenere il possesso, bel passaggio di Campulla, tiro al volo di Vellar che trova nuovamente Mariani pronto. Difesa di Milano che in questa occasione è girato un po' a vuoto, lasciando un uomo libero al centro per cercare il disco. Ingaggio in zona difensiva di Milano, vinto proprio dal Milano, recupera però Pesavento, l'ennesimo disco della partita. Passaggio al centro per Rigoni. Rigoni non riesce a mantenere il possesso, bravo Pesavento, recupera un altro disco a favore di Rigoni. Rigoni perde un altro disco a favore di Milano invece. Baù, possesso disco, passaggio per Rigoni. Sbaglia il dribbling ma disco di nuovo sulla stecca di Baù, tiro, parata di Mariani. Disco dietro la porta di Milano conteso. Brianzoni lotta con due avversari, riesce a scaricare su Bulgaroni, veloce sulla fascia sinistra. Passaggio a Mariani al centro. Buona idea di Mariani, non riesce per un pelo Bulgaroni a toccare il disco e a spedirlo in rete. In quell'occasione Baù avrebbe potuto fare veramente poco. Adesso Rigoni cerca di liberarsi dalla pressione di Mariani mentre i suoi compagni cambiano. Riesce adesso a scaricare Campulla che sbaglia il controllo. Attenzione, pericolo. Inizia a fare, recupera subito Campulla. Allarga Rigoni. Potrebbe cercare il tiro, cerca di nuovo il dribbling. Campulla, contrasto giudicato regolare al centro per Rigoni. Sta trovando tante occasioni ma non riesce a concludere. Di nuovo lotta in angolo, di nuovo Campulla recupera il disco, di nuovo a Rigoni dall'altra parte. Adesso dietro a Cortese. Cortese rallenta l'azione. La partita è ancora lunga, l'Asiago non ha fretta, lo sa, cerca lo spazio giusto in questo passaggio difficile.
Bravo a tenerselo, dribbling pericolosissimo, recupera Milano, occasione, bravo Bau. Mariani un'altra occasione. Tanto Martin Fiala che chiama time out, fa riposare Mariani, raggruppare le idee. In questi ultimi secondi di time out andiamo a ripetere i marcatori dell'incontro. 1-0 di Davide Mariani, pareggio di Mattia Vellar, sorpasso Asiago Luca Cortese, poi di nuovo Mariani a pareggiare e Novara a portare in vantaggio 3-2 Milano. E poi ultimo gol di Rossetto Alessandro. Quindi no, avevo sbagliato prima, non era Rossetto aver fatto il 2, ma sempre assist di Vellar. 3-3, 4 minuti e 20 alla fine del primo tempo, ingaggio alla sinistra di Bau. Vellar Mariani, vinto stavolta da Vellar. Rim lungo, un po' troppo debole di Rossetto, occasione Milano. Bravo Rossetto a mettere la stecca. Campulla dall'altra parte a Vellar, Disco si è alzato, controlla bene Vellar. Di nuovo a Campulla, potrebbe, bel passaggio. Thiago cerca spazio, Milano adesso sembra uno switch alla difesa zona. Campulla col disco della stecca, cerca un compagno libero, passaggio per Rossetto che controlla. Campulla recupera il disco, dribbling, un altro dribbling, tiro parato da Mariani, adesso sempre il controllo dietro porta, cerca un wraparound di rovescio, niente da fare. Cortese scarica su Vellar, di nuovo a Cortese. Cortese potrebbe accelerare forse al centro, scarica per Rossetto, attenzione alla combinazione, passaggio un filino troppo lungo, riesce a tenere il disco Asiago, di nuovo al centro, bravo Brianzoni a mettere la stecca, a deviare il disco lontano dalla propria porta. Ancora Asiago in possesso del disco, adesso Rossetto sulla destra, scarica Campulla, situazione di 3 contro 2, Rossetto al centro, sbaglia il passaggio, recupera. Anastasi lotta con Vellar che interviene fallosamente. 2 minuti per il capitano dell'Asiago Mattia Vellar per crosscheck se non sbaglio. Quindi Anastasi che guadagna un power play per Milano. Vediamo se anche in questa occasione Milano riuscirà a concretizzare o se Asiago stavolta riuscirà a difendere la porta di Bau. Milano con Mariani, Anastasi Brenzoni e Cernopinski stavolta invece che Bulgaroni, se non sbaglio. Asiago con Bau, Ferraresi e Pesavento. Brazzoni sempre in cima in cabina di regia, lascia Mariani, autore di una doppietta finora. Anastasi, Brianzoni, Mariani girano il disco, cerca il passaggio avanti porta Mariani, niente da fare. Anastasi in possesso del disco in angolo,
Cristiana Mariani, passaggio alto, si è controllato bene però da Milano. Brianzoni di nuovo a Mariani, Mariani cerca il tiro senza guardare la porta, idea di sorprendere Bau, vibra saggiamente il pesamento, disco in angolo e 6-7 secondi almeno recuperati. Altro tentativo di deviazione sull'asse Brianzoni-Novara. Adesso Ferraresi in contropiede, situazione di 1 contro 1, bravo Brianzoni a deviare il disco in angolo. Ferraresi caparbio, forse subisce fallo. Ferrini è della stessa idea. E quindi Bau fuori e 4 contro 4 per Asiago, che cercherà verosimilmente di mantenere il possesso disco per avere più secondi possibili di power play. Brianzoni, secondo fallo della partita se non sbaglio, 2 minuti per sgambetto. Dicevamo, secondo fallo di Brianzoni, si riprenderà con un 3 contro 3 ancora per 27 secondi e poi power play Asiago. Situazione quindi ribaltata completamente. Asiago avrà 1 minuto e mezzo per cercare il vantaggio. Saggiamente Rigoni invoca la calma fino alla fine della penalità di Vellar. Campulla intanto porta già avanti al disco. Campulla, Vellar, Rigoni e Rossetto. Rossetto sul disco passa giù a Rigoni. Iago questa volta trova la cosiddetta box per bucare Mariani. Campulla per Rossetto, potrebbe cercare il tiro, lo fa adesso, buona parata di Mariani, possibilità di contropiede, un po' pigro Campulla a andare a recuperare il disco e quindi Mariani che si guadagna un ingaggio in attacco. Vellar Mariani, di nuovo all'ingaggio. Tanto tempo che, primo tempo che si conclude questa elettrizzante finale di Coppa Italia. 3-3. Noi ci rivediamo tra 7 minuti.
Ancora pochi secondi alla ripresa del secondo tempo. Formazioni sul 3 pari. Ultimi 20 minuti di gioco. O almeno se una delle formazioni riuscirà a trovare il guizzo. Ingaggio vinto da Asiago. Campulla qui c'è la nostra postazione. Bella Campulla del tiro, cerca il primo palo. Mariani vede tutto e para. Ancora 47 secondi di 4 contro 3 in favore dell'Asiago. Asiago che rinizia con Vellar, Campulla, Rossetto e Rigoni come aveva finito. Vellar bravo a vincere l'ingaggio. Campulla, Rossetto, Rigoni. Passaggio a tagliare il campo sporcato però da Milano. Adesso Vellar, Campulla, Vellar. Potrebbe forse cercare di entrare Vellar. Cerca invece il passaggio a Rigoni. Ben bloccato dalla difesa milanese. Adesso Campulla e Rossetto si scambiano. Mentre cercherà il tiro, Rossetto lo fa adesso. Appena al lato della porta. Campulla di nuovo a Rossetto. Tiro al volo. Bella parata di Mariani. Il tiro era un po' centrale. Adesso Milano nuovamente in 4. Mariani per Anastasi. Non riesce bene a controllare il disco, ma mantiene il possesso. 2 dribbling. Lo successo lascia Brianzoni che però perde il disco in angolo. Campulla parte in contropiede, sbaglia il controllo e quindi tutto da rifare. Bella dietro porta per fare il cambio linea. Ferraresi recupera il disco. Milano che potrebbe forse essere un po' più aggressiva durante questi cambi linee. Aveva provato un paio di volte nel primo tempo, aveva recuperato un paio di dischi. Adesso brutto passaggio di Ferraresi, attenzione che c'è Bulgaroni tutto solo. Arriva il disco, conclusione alta. Si era trovato tutto solo davanti a Bou. Non riesce a concretizzare questa ghiotta occasione però. Non ho visto chi è stato a recuperare il disco per Milano. È servito un ottimo assist in favore di Bulgaroni. Disco bloccato da Bau dopo rimbalzo sulle reti di protezione. Ingaggio alla sua sinistra. Ferraresi Cantù all'ingaggio, vinto da Ferraresi. Pesamento in angolo, cerca Rossetto Gabriele, scontropiede Milano. Cantù. Passaggio per Arrigotti protegge il disco. Bravo però Pesamento a recuperare l'ennesimo disco di questa partita. Scarica per Ferraresi, gira dietro la porta avversaria, disco indietro in direzione di Bau. Bau dietro porta, fa ripartire le azioni con Ferraresi veloce dietro porta, salta il primo avversario, salta il secondo, cerca il tiro diretto nella pancia di Mariani. Cambio linee per entrambe le formazioni. Brianzoni che se non sbaglio è il terzo cambio consecutivo. Martin Fiala che evidentemente ripone grande fiducia nel suo capitano. Tenta la conclusione Mariani al lato della porta, lotta non para contro l'avversario, riesce a scaricare su Bulgaroni. Brianzoni a impostare l'uscita di zona. Brianzoni si libera della pressione di Campulla, si libera della pressione di Cortese, cerca passaggio al centro, attenzione alla direzione di Rossetto. Ha rischiato di mettere fuori gioco il suo portiere che però si è fatto trovare pronto.
ingaggio alla destra di Thomas Bau. Vinto stavolta da Milano. Brianzoni a ritirarsi dietro con la porta, attenzione alla pressione di Campula, si libera bene della pressione. Brianzoni scarica bene per Mariani, dribbling su Weller, bravo Weller a sporcare il disco, lotta in angolo per il possesso, nessuno aiuta Weller e quindi il disco recuperato da Milano. Di nuovo Brianzoni dietro porta, lascia per Bulgaroni, ben fermato da Campula, adesso occasione di 3 contro 2 per l'Asiago. Non trova nessuna stecca arancioniera, buon bel tiro di Weller, ma è parata di Mariani col guanto. Cambio linee Asiago e cambio linee Milano. 16 minuti dalla fine, la situazione è ancora di 3-3, 16 tiri verso la porta di Mariani e 5 contro quella di Bau. Questo ingaggio vinto da Asiago, Rigoni cerca un passaggio sul centro, si frena e decide di tornare indietro. Pesamento a gestire il disco, colpisce il suo compagno. Rigoni non certo contento ma mantiene il possesso, imposta l'uscita di zona, scarica per Bau, Bau velocissimo al centro, cerca il tiro, buona occasione, parata di Mariani. Adesso contropiede dall'altra parte di Milano, fermato forse fallosamente l'arbitro, però non lascia giocare, quindi Asiago che recupera il disco. Pesamento sulla sinistra, 2 contro 3, liberazione un po' frettolosa di Anastasi, poteva forse far partire un'azione in contropiede. Cambio linee per entrambe le formazioni, Campulla cerca di far partire l'azione subito mentre Milano sta cambiando, Cortese scarta il giocatore, cerca il tiro, sbaglia la mira. Campulla e Cortese a gestire dietro la porta di Milano, Bella in possesso disco, di nuovo a Campulla, Rossetto. Qui Milano accelera, potrebbe trovare un'occasione. Milano era andata a cambiare. Disco dietro per Rossetto. Rossetto sulla destra. Tiro da distante per il rimbalzo. Non trova nessuno. Quindi Brianzoni possesso disco. Pressato da Cortese. Dall'altra parte per Bulgaroni, che non riesce ad agganciare. Bella era un dribbling. Bella era un altro dribbling sbagliato stavolta. Anastasi cerca di lanciare Mariani solo contro 3 stavolta. Ferrini fischia fallo. E qui secondo me non ci stava più prima. 91, quindi Luca Cortese, 2 minuti per gancio. Adesso power play nuovamente a favore del Milano. Giulio Carretta, un commento a caldo su questi ultimi minuti di partita. Le squadre si stanno affrontando a viso aperto, alla fine le squadre sono lunghe entrambe e ci sono occasioni da una parte e occasioni dall'altra. Di sicuro abbiamo visto altre volte l'Asiago in condizioni diciamo più lucide di come sta giocando ora, però insomma sono due grandi rose, forti entrambe, quindi vincerà chi farà meno cavolate e chi giocherà meglio proprio. Un commento invece su questa giornata,
che ha visto la tua squadra concludere al terzo posto questa competizione? La nostra partita è stata tirata fino alla fine, infatti appunto vinto l'overtime all'ultimo momento e è stata una gran partita, abbiamo giocato bene tutti e sapevamo di poter fare un buon risultato perché la squadra è cresciuta tanto nell'ultimo periodo quest'anno e abbiamo giocato tutti con la testa, tutti con il cuore e abbiamo portato a casa il risultato. Allora, Giulio, fai complimenti ai tuoi compagni per una grande partita di semifinale contro Asiago che ha visto quasi riuscire a conquistare la finale e poi la medaglia di bronzo conquistata contro la formazione del Montorio. Nel frattempo Milano sbaglia un tiro e occasione Asiago dall'altra parte, bella che non riesce a trovare però l'assist vincente per il compagno e quindi Milano con ancora 50 secondi di power play a suo favore. Mariani per Anastasi cerca di nuovo Mariani ma passaggio deviato fuori. Brianzoni che si lamenta, il gioco come abbiamo visto è quello di cercare o un tiro di Mariani o una deviazione di Novara sotto porta. Anastasi spesso lasciato a girare il disco, a gestire, a cercare di attirare magari un avversario vicino a sé prima di caricare sul compagno. Gaggio alla sinistra di Bau vinto da Rossetto. Campulla in possesso disco, sbaglia il passaggio Rossetto. Deve essere una situazione di 1 contro 1. Brianzoni il disco su Anastasi dall'altra parte per Mariani, il tiro, attenzione a rimbalzo, disco pericoloso che era rimasto davanti a Bau, Novara che non riesce ad approfittarne e quindi nuovamente ingaggio alla sinistra del portiere dell'Asiago. Pesavento cerca di mantenere il possesso del disco, è passato da Novara, passaggio avanti per Rossetto che è un'occasione di andare 1 contro 1, prova il dribbling, dice di tornare sui passi e perdere più tempo possibile, ancora gli ultimi 3 secondi a rientro del numero 21 Cortese e Luca. Adesso Campulla tutto da solo, scarta 3, passaggio al centro, non trova la stecca di Pesavento, deviato il disco da difensore milanese. Ora Milano in possesso disco, Cortese disco della porta, Campulla chiama un disco a metà campo, Rossetto in possesso, potrebbe cercare il passaggio su Pesavento, cerca invece il dribbling, riesce il secondo dribbling, non trova la conclusione, bloccata dai pattini di un avversario. Ancora Asiago all'attacco, passaggio Pesavento, non arriva per bene il passaggio, non riesce a tirare. Ancora Rossetto a Pesavento, Campulla dietro la propria porta per il cambio delle linee. Milano che aspetta che l'Asiago faccia un errore piuttosto che andare a pressare come all'inizio della partita. Bau alla ricerca di una versione dietro porta, disco che arriva in angolo ed è bagarre per il possesso. Rigoni riesce a mantenere bene il possesso, adesso potrebbe esserci un passaggio al centro per Pesavento, cerca di tenere il disco, cerca adesso il passaggio sbagliato ma possesso mantenuto da Asiago. Attenzione a Mariani in pressione, bello il dribbling di Rigoni, cerca il passaggio al centro ma deviato da Brianzoni coi pattini. Adesso Brianzoni a cercare di liberarsi dalla pressione di Rigoni, lo fa bene con un passaggio per Anastasi a Mariani sulla sinistra, potrebbe cercare il tiro, lo fa adesso. Bau che vede tutto e non ha problemi a bloccare. Milano che rispetto all'inizio della partita sta lasciando molto di più il pallino del gioco ad Asiago, aspettando spesso e volentieri una disposizione più difensiva che Asiago sbagli.
Vediamo se questa scelta tecnica ripagherà o se Asiago riuscirà a sfruttare gli spazi andando in velocità. Adesso Cortese sulla sinistra, prova a rientrare il tiro, non trova la porta, recupera Bulgaroni, in contropiede, velocissimo sulla sinistra, in back al centro. Bravo Bau a bloccare prima che Arrigotti riesca ad arrivare su quel disco. Bulgaroni Vellar. Vellar vince l'ingaggio in favore di Cortese. Rim dall'altra parte per Campulla. Campulla vede Rossetto davanti porta, deviazione. Buona parata di Mariani. Rossetto che riesce a mantenere il possesso del disco. Di nuovo a Cortese. Cortese a Campulla. Campulla pressato da Rigotti. Torna sui suoi passi, accelera dall'altra parte, lascia per Rossetto. Rossetto guarda la porta, cercare magari una deviazione simile all'azione precedente, ma niente da fare. Quindi Vellar dietro porta a reimpostare l'uscita di zona. Vellar per Rossetto, Rossetto pressato da due giocatori, di nuovo indietro a Vellar, potrebbe accelerare dall'altra parte, lo fa adesso un passaggio su Campulla, Campulla guarda per un passaggio al centro, trova nessuno e quindi di nuovo indietro. Asiago che gestisce il disco, attenzione a non sbagliare questi passaggi. Prova ad accelerare Campulla, un dribbling sbagliato, però disco recuperato da Vellar. Attenzione, conclusione pericolosa. Forse è sull'azione più confusionaria dell'Asiago in questo cambio. Bravo Vellar a cogliere l'occasione, adesso lotta in balaustra, recupera Asiago, Rossetto indietro per Vellar. Vellar potrebbe passare giù a Campulla, lo fa adesso, Campulla in possesso del disco marcato da due avversari. Dietro per Cortese, attenzione all'1-2. Campulla sfrutta il blocco di Rossetto ma non trova la rete. Mariani ancora una volta pronto a bloccare tutto. Ferraresi vince un bel ingaggio, forse Pesavento poteva provare a tirare al volo. Attenzione al contropiede di Milano. Novara trova i parastinghi di un avversario, ancora però in possesso disco, scarica per Bulgaroni, Bulgaroni da centrocampo altissimo, forse deviato da un difensore. E Babu che blocca. (7:46) alla fine di questa entusiasmante partita. Vedremo se basteranno, se bisognerà proseguire con i tempi supplementari. Lotta vicino alla porta di Bau, esce bene il fratello Gianluca potrebbe cercare la conclusione, ben fermato da Milano. Qui fallo Milano, credo. Credo che Brianzoni abbia preso la propria terza penalità per ostruzione. Credo di aver intanto asciugatura porta. Scusate, stavamo cercando di interpretare le parole dell'arbitro. Penalità al portiere Riccardo Mariani per ostruzione.
Quindi power play Asiago, 2 minuti che verranno però scontati da Novara. No, scusate, Tommaso... No, Nicola Novara, sì. E quindi occasionissima Asiago, 7 minuti e 30 alla fine, trovare il vantaggio nei prossimi 2 minuti. Potrebbe mettere in discesa la partita. Attenzione a possibili contropiedi. Vellar Mariani nuovamente all'ingaggio, vinto indietro Mariani ma recuperato subito da Vellar. Vellar Campulla, dall'altra parte a Rossetto che ha tanto spazio, di nuovo a Campulla, passaggio frettoloso da Vellar, ben controllato Campulla, e dicevamo prima Vellar potrebbe provare ad entrare perché Brianzoni si alza tanto verso Campulla. Cerca invece il passaggio dall'altra parte, è pericoloso stavolta, il tiro di Rossetto. Indicazione della panchina dell'Asiago, prova stavolta Vellar a cercare il 5 il buco sotto le gambe. Campulla minaccia il tiro, lo fa adesso, attenzione al rimbalzo di Vellar, Riesco che rimane lì bloccato da Mariani. Piccolo errore qui in cabina di regia, il tempo era partito tardi e quindi invece che 6:56 si riprenderà da 6:39 e quindi i 2 minuti di penalità che erano scesi a 1:27 adesso scenderanno ulteriormente. Tanto mini break e mini time out anche per le squadre. Un po' di confusione, mettere il tempo giusto al cronometro e alla penalità. Fallo era venuto a 7:30 quindi dovrebbe essere passati, sembra un po' tanti secondi quelli. Vediamo quanto verrà messo il tempo di gioco, 6:39. Tabellone che sembra essere stato messo a posto. Ferrini a colloquio con la panchina per verificare se è tutto corretto. Sembra essere tutto sistemato adesso, quindi si riprenderà con un ingaggio alla sinistra di Mariani. Vellar e Mariani di nuovo l'ingaggio.
Milano con 2 uomini a difesa del centro, quindi attenzione, Mariani recupera un disco pericoloso, così di andare in 1 contro 2 e cercare una conclusione. Gira dietro porta, cerca di perdere il più tempo possibile, ma disco recuperato adesso da Asiago. Vellar per Campulla, Campulla gestisce qui davanti a noi. Vellar cerca il tiro sul secondo palo, la posizione ravvicinata. Mariani blocca anche stavolta. Senso Asiago, Campulla e Rossetto in scambio. Vediamo se lo schema verrà anche stavolta. Tiro, attenzione, pericoloso, rimbalzo. Passaggio non preciso e altri secondi guadagnati da Milano. 22 secondi adesso. Un altro tiro di Asiago fuori dalla porta. Recupera Rossetto. Tanto spazio davanti a lui. Minaccia il tiro. Passaggio per Vellar. Il palo. Mariani aveva recuperato bene, ma aveva lasciato uno spazietto. Campulla di nuovo col disco. 1-2. Attenzione al gol! Campulla al Vellar con l'1-2 vincente. Campulla che accentrandosi aveva scaricato a Vellar in angolo. Accelerato per l'1-2 al centro e il tiro sotto il 7 dalla parte della pinza di Mariani. E time out immediato di Milano. Tanto non so se sento, ma tifosi di Milano che incoraggiano i propri giocatori a dare il meglio in questi ultimi minuti e cercare il recupero. Ingaggio al centro a 5:31 al termine dell'incontro. Asiago in vantaggio per 4-3 a scapito del Milano. Ingaggio vinto da Asiago. Mariani in pressione su Bau che riesce però a liberarsi bene. Cerca adesso Ferraresi sulla fascia. Passaggio al centro. Apparentemente nessuno. Ci arriva a pesamento con un tiro al volo dalla distanza che però finisce leggermente a lato. Veroni, possesso disco adesso, Brianzoni che non ha fretta. 5 minuti possono essere tantissimi come pochissimi. Accelera Novara sulla destra. Pressato da 2 avversari che finiscono a terra. Lascia per Mariani. Mariani frena, cerca la Veronica. Il tiro alto sopra la traversa. Novara ancora in possesso disco. Sull'angolo cerca un passaggio al centro. Nessuno che si fa vedere. Quindi Novara contro tutti. Asiago bravo a recuperare dopo un paio di dribbling riusciti di Novara. Adesso ripartenza Asiago, situazione di 3 contro 3, tiro dal lato di Bau deviato però, disco recuperato Milano, Brianzoni che fa ripartire il contropiede, 3 contro 3 dall'altra parte, gran dribbling di Brianzoni, tiro che per poco non trova via della rete, Bau bravo a toccare con la pinza e a deviare fuori. Adesso Ferraresi dall'altra parte, 1 contro 1 il tiro in back, niente da fare, Mariani pronto. Bravi i portieri a farsi trovare pronti queste 2 occasionissime da una parte e dall'altra. Grande azione personale di Mariani da una parte e di Ferraresi dall'altra. Si prenderà con un ingaggio alla sinistra di Mariani. Sto dentro le prime 2 linee. No, la prima linea al completo per Asiago. Per Milano dentro Cantù, Mariani, Brianzoni, Anastasi. Attenzione Cortese, potrebbe cercare il centro. Scarica indietro ad Asiago che adesso ha tutte le intenzioni di far correre l'orologio. Rossetto col disco. Attenzione, potrebbe cercare il tiro, il palo. Un po' troppo morbida la difesa di Milano.
Adesso ancora Asiago dietro porta, Milano ancora una difesa passiva. Tanto il tempo corre, 3 minuti e mezzo alla fine. Vellar esce veloce sulla sinistra. Grande dribbling, il tiro e il gol! Grande gol di Mattia Vellar. Parte veloce in uscita di zona sulla sinistra, salta 2 avversari con velocità e poi gol sul primo palo. Gol di Vellar, assist di Campulla che valgono il 5-3 a favore di Asiago a 3:25 dalla fine. Adesso vediamo se Milano riuscirà a ricompattarsi e a recuperare. Ovviamente la partita qua si fa in salita. Asiago vince l'ingaggio, Rossetto bravo a scaricare dietro. Adesso Milano che verosimilmente andrà a cercare di pressare un pochino di più, a cercare di forzare l'errore. Rossetto liberarsi della doppia pressione. Adesso per Cortese, attenzione davanti porta. Rianzoni sacrifica il corpo per preparare questo tiro. Adesso Campulla però recupera, gestisce il disco, potrebbe esserci passaggio al centro, decide di tornare indietro, far trascorrere il tempo. Mariani dietro porta, si vede che ha giocato parecchio a campo stanco. Attenzione che nessuno aiuta Vellar, recupera bene Mariani, il tiro deviato da Rossetto. 2 minuti e 40, vediamo se Milano cercherà di togliere il portiere, di cercare il 5 contro 4. Intanto time out Asiago. Luca Rigoni che vuole mantenere la lucidità. Quindi Asiago che riorganizza le idee, probabilmente preparare la strategia per difendere il 5-4. Minuti e 41 alla fine, 5-3 Asiago. Ingaggio alla sinistra di Thomas Pau. Tifoserie che adesso si scaldano, cominciano a tifare, a incoraggiare le rispettive formazioni. Arbitri a colloquio. Gli arbitri si accertano che Asiago abbia chiamato, che non abbia chiamato un time out in più. In caso, se non vado errato, il regolamento dice che andrebbero scontati 2 minuti di penalità per ritardo di gioco. Potrei sbagliarmi, però non è una regola che viene applicata spesso, a meno che non ha tante occasioni di vedere applicata. Tutto regolare, quindi si riprende con l'ingaggio. Vellar e Mariani nuovamente, vinto anche stavolta da Vellar. Bau a controllare il disco, riesce a lasciare per Campulla, pressato da 2 giocatori di Milano. Scarica il disco bene su Vellar, attenzione Vellar che potrebbe cercare
rossetto in alto, decide invece di lasciare per Campulla che si complica un po' la vita, ma riesce a mantenere il possesso del disco. Attenzione, sbaglia il passaggio, Fields per un attimo, un momento sembra che Mariani sarebbe riuscito a recuperare, un po' di confusione dietro la porta di Bau. Bulgheroni cerca una conclusione difficile da praticamente dietro porta, attenzione, 1 contro 1, 2 contro 1 a favore dell'Asiago. Tiro, grande parata di Mariani sulla conclusione della vicinata di Bella. Adesso Anastasi riesce bene a recuperare il disco, a scaricare su Brianzoni. Mariani che esce dalla porta, quindi situazione di 5 contro 4. Situazione che Brianzoni è in difficoltà perché è pressato da non uno, non due, ma 3 avversari. Probabilmente sì. Lascia giocare, fischia adesso l'ingaggio. Vediamo se Milano farà l'ingaggio con 5 giocatori o con 4. Tanto 1:34 alla fine. Mariani che rientra. Nuovo Vellari, Mariani all'ingaggio. Anche stavolta vinto da Vella. Campulla prestato da 2, si libera bene dalla marcatura, arriva anche la terza, si libera anche della terza. Tutto solo, trova il palo, ancora il disco, rimbalzo e il gol! Grande azione personale. Si libera di 3 avversari. Tiro sul palo, recupera il disco e sul rimbalzo riesce di nuovo a trovare la conclusione. Grande azione personale che probabilmente spegne le speranze di Milano. 6-3 a 1:22 alla fine. Probabilmente Milano sicuramente giocherà fino alla fine, ma il risultato lascia intendere che Asiago porterà a casa la coppa. Quindi cori asiaghesi che si alzano nel pubblico. Pesavento controlla il disco dopo l'ingaggio, Campulla dietro porta, scarica su Pesavento, Pesavento dall'altra parte per Cortese, passaggio non preciso e quindi lotta in balaustra. Campulla vince il contrasto, un'altra occasione forse di andare alla porta, decide Saggio di tornare indietro, passaggio però sbagliato, i suoi compagni non erano pronti, quindi Anastasia a lottare in balaustra per il disco, bravo Bulgheroni a lottare, bravo Ferraresi in questa occasione, qui fallo di Cortese, cross check a Brianzoni nella foga di andare a recuperare il disco. E quindi power play Milano che complica leggermente gli ultimi 42 secondi di questa partita. Vediamo se Milano magari in 5 contro 3 riuscirà ad accorciare. 3 gol in 40 secondi sono veramente tanti. Bulgaroni, Campulla all'ingaggio, vinto niente, ingaggio da ripetere. Quindi Bau Bulgaroni stavolta riesce a vincere l'ingaggio. Milano che decide di non togliere il portiere. Ultimi 30 secondi, Bulgaroni accelera, lascia per Anastasi. Anastasi la deviazione, il gol che accorcia le distanze a 18 secondi alla fine. Il gol che potrebbe riaccendere le speranze di Milano. 18 secondi sono pochissimi, ma non va sottovalutati. Gol di Bulgaroni, assist di Anastasi. Ingaggio al centro, Ferrini
lasciare il disco per ingaggio. Attenzione, Asiago qua un po' leggero all'ingaggio. Ultimi 14 secondi. Bellare Bulgheroni all'ingaggio. Ha vinto in realtà da Milano stavolta. Che però non ha tempo di cercare un'altra conclusione. E quindi vittoria Asiago per 6-4, campioni d'Italia. Complimenti all'Asiago per questa partita e complimenti al Milano per una partita combattutissima e in generale per una giornata di hockey insegna dello spettacolo per questa categoria. Perdendo 6-4 il risultato finale. Le marcature: 1-0 di Davide Mariani, 1-1 di Vellar Mattia, Cortese Luca 2-1 per l'Asiago, 2-2 di Mariani Davide, 3-2 di Novara Nicola per Milano, poi Rossetto Alessandro 3-3, Campula Lorenzo 4-3, Vellar Mattia 5-3, Campula Lorenzo 6-3 e Bulgheroni Alessandro ad accorciare a 6-4. Vittoria meritata Asiago in questa giornata di hockey. Milano che finisce seconda, Legnaro a completare il podio e Montorio a quarta posizione. Complimenti a tutte le formazioni. Adesso a breve, dopo il canonico saluto tra le due formazioni, passeremo alla premiazione di queste giovani promesse. Sempre bello vedere la sportività a fine partita. Vediamo se magari qualcuno si ferma a commentare. E Gioia Asiago. Un commento? No, dopo. Dopo. Asiago che festeggia in angolo. Nessuno vuole commentare, purtroppo. E ci godiamo i festeggiamenti.
Ancora pochi istanti di preparazione per le premiazioni. Tanto Montorio, le squadre di Montorio e Legnaro che si accingono a entrare in campo. Tanto qui davanti le 3 coppe e le medaglie. Mi comunica che dovrò assentarmi per la telecronaca. Dovrò fare lo speaker.
Dato doppio ruolo, non so se state... E ringrazia lo spettacolo che abbiamo visto questa giornata. Ricordiamo le presentazioni con il sindaco che dà inizio alle premiazioni. Andiamo a sfilare i Fox Legnaro. Complimenti alla formazione di casa per questa medaglia di bronzo. Hanno regalato spettacolo sin dalla semifinale, dove hanno rischiato di stravolgere i favori del pronostico perdendo per solo 3-2 con l'Asiago, poi vittoriosi in finale contro Montorio all'overtime per 5-4. Complimenti ragazzi per questa giornata. Cosa ridi, Miozzi? Giocatori del Legnaro che da weekend sportivo qual è stato questo? Vanno a salutare anche gli avversari, a congratularsi con loro. Sindaco che giustamente premia anche Massimo Carron, presidente del Legnaro, appunto. Adesso vediamo se il capitano Mattia Pietrobon, se non sbaglio, viene a ritirare la coppa. Se la teniamo qua. Mattia, sorridi. Guardando la fotocamera magari. Quindi complimenti a Legnaro. Adesso in seconda posizione Milano Auset Quanta. Una bellissima prestazione in finale contro l'Esiago Vipers. Veramente meritata questa medaglia. Complimenti anche a loro.
Complimenti alla formazione allenata da Martin Fiala. Milano secondo che ha sicuramente meritato, e Pietro Brianzoni capitano a ritirare la coppa consegnata da sindaco Danieletto. Complimenti ragazzi. E adesso in prima posizione gli Asiago Vipers. Asiago Vipers che, come abbiamo detto, hanno vinto per 3-2 la semifinale contro i padroni di casa e poi sono riusciti a vincere per 6-4 la finale contro il Milano. Quindi primo trofeo Under 18 di questa stagione agli Asiago Vipers. In attesa delle finali di categoria che si svolgeranno ad Asiago nei primi giorni di giugno. Vi aspettiamo anche lì, ovviamente. Deve pagare anche lui adesso. Mattia Vellar a ritirare la coppa. Grande giornata di sport. Complimenti a tutte le formazioni, direi un ultimo grande applauso per tutti. E arrivederci alle finali nazionali.